Buonasera, benvenuti dal Palato Marchio di Via Grande, provincia di Catania, per questa sfida della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile Memorial Mollica, la tra virgolette stracittadina, il derby provinciale di Catania tra la Rainbow Via Grande e la Catania Basket. Io sono Roberto Quartarone, qui con me Alessandro Randazzo. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, buonasera. Siamo pronti per vedere un'altra partita appunto del campionato femminile, dopo che ormai comunque i giochi sono fatti per la Rainbow. Non so se già l'avevi detto tu. No, ancora no. Perfetto. Infatti, quindi questa partita insomma sarà una partita tranquilla. Una partita di fine stagione, tra virgolette, regolare, più che altro interessante per vedere se la Catane dà ancora segni di ripresa dopo la vittoria che è arrivata contro l'Unime un paio di giorni fa. Già avete visto voi le entrate, perché ho lasciato per un bel po' la schermata. Noi possiamo iniziare direttamente con la cronaca, perché ormai la partita è iniziata. Eh sì, stanno per saltare le due giocatrici, vediamo la prima palla, però c'è un'infrazione qui segnata dall'arbitro catalano, la palla sarà proprio della Catane. Sì, abbiamo finalmente chiarito l'accento dove deve stare, perché comunque fra Catane e Catane abbiamo capito che è Catane, da ora in poi, esatto, sì, da ora in poi non sbaglieremo più. Quindi vediamo la prima rimessa della gara proprio per la Catane, palla Licciardello, vediamo adesso Di Dio che tiene palla ancora, però subito palla persa, e allora Spampinato che chiama lo schema, vediamo si organizzano le compagne di squadra. Ivaniuk prova a fronteggiare l'avversaria, bene, qui batte Di Dio, però poi sbaglia il tiro, ancora palla Rainbow, vediamo ancora Ivaniuk, Semenchuk si aggira attorno a lei, ancora Ivaniuk prova la conclusione personale e stavolta va a segno, subito 2 punti. Grandissima penetrazione di Ivaniuk, qui la difesa di Catane Basket non può fare molto poco. Catane Basket. Eh sì, vediamo subito Licciardello però che ci prova da 3, Ferro si deve riscaldare ancora un po' la numero 5 della Catane. Spampinato dall'altro lato, preferisce organizzare, allora Semenchuk, provano qua una serie di blocchi, alla fine Ivaniuk è quella che si libera, arresto, tiro dalla media, Ferro la smanaccia la manna per poi continuare il possesso, proprio la Rainbow. Vediamo Semenchuk fuori per Spampinato, non pensa al tiro, pensa ancora al giro palla, Ivaniuk invece continua a voler penetrare, stavolta lo scarico per Semenchuk, errore, può ripartire il Catane Basket. Ma qualche dubbio sull'azione d'attacco della Rainbow, perché c'era Spampinato totalmente sola sull'arco che aspettava la palla, era una sua posizione, ma alla fine si è preferito un tiro più difficile di Semenchuk. Eh sì, Ivaniuk comunque penetratrice in questi primi minuti. Esatto. Vediamo ancora Licciardello, stavolta finta il tiro da 3, poi appoggia, era morbido però troppo forte. Quindi ancora la Rainbow, ancora Spampinato per organizzare meglio questa azione. Semenchuk, sì, infatti, al limite, ma alla fine è l'infrazione. Sì, è abbastanza evidente. C'è qualcosa di sistemare nella Rainbow, adesso il timeout è stato chiamato da coach Gambino, ma qualcosa di sistemare nella Rainbow perché? Perché c'è Katerincic che in tuta non si è neanche riscaldata con la squadra, quindi probabilmente non giocherà, gli manca quindi il tre titolare a coach Gebbia. C'è la Manna che si è inserita dall'ultima partita giocata domenica appunto scorsa, e dunque deve essere ancora insieme nelle rotazioni per bene, e Rostowska che è in panchina, quindi qualcosina di diverso nel quintetto. Noi ci fermiamo. Vediamo un po'. Si ritorna in campo, sono passati poco meno di 2 minuti all'inizio del primo quarto, unico canestro finora segnato da Ivaniuk per la Rainbow. Vediamo adesso Di Dio che con prepotenza si va a prendere questi 2 punti e il fallo
Alessia Di Dio la giocatrice più pericolosa in maglia nero, rossa, azzurra, bianca, qualcosa del genere. Un misto, no, vabbè, maglie bellissime, disegate anche loro da Bob Liuzzo come quelle della Rainbow, quindi diciamo hanno la stessa matrice grafica da un certo punto di vista. Diciamo la miglior giocatrice, la più pericolosa in maglia nera, giocatrice giarrese che ha un grande potenziale offensivo, quest'anno penalizzata dai falli perché è stata un bel po' di tempo ferma, credo 3 dalla terza giornata addirittura è rimasta ferma e dunque è rientrata di recente nelle rotazioni e sta facendo molto bene. Sì, vediamo adesso, forse un problemino, forse aveva un braccialetto, comunque l'arbitro chiede di mettere un po' di cerotto sul braccialetto. Il tiro libero però non viene realizzato e quindi si rimane sul 2-2. La Rainbow adesso riparte ancora con le solite Ivaniuk, la manna viene cercata sotto e poi ancora il giro palla, vediamo la manna che non si capisce con spampinato, qui la palla viene gettata direttamente fuori, sarà possesso Catane. L'idea era carina, però Spampinato non ci ha creduto fino in fondo, c'era un'autostrada davanti a sé, la manna aveva visto bene, lei da buon pivot vero e proprio, però non è andata bene questa volta. E ancora Di Dio, viene portato il blocco a suo favore, Di Dio però preferisce scaricare fuori, vediamo l'ingresso di Costi, scivola però, quindi Ivaniuk subito dall'altra parte prova per l'appoggio, Bosio altri 2 punti qui, 4-2, Ivaniuk comunque è sempre la marcia in più alla Rainbow. Assolutamente sì, la generale, come direbbe Gaetano, che salutiamo, è sempre lì, sempre pronta e sotto spinge, che è un piacere. Qui vediamo spreca così Di Stefano, un tiro che si era creata abbastanza bene, poi però non riesce a concludere, quindi ancora palla Rainbow sul 4-2. Ancora c'è tanto da giocare in questo primo quarto, vediamo Semenchuk, Bosio prende la palla da fuori, prova a penetrare, a battere Costi in controtempo, però Costi riesce a fronteggiare qui l'attacco della giocatrice alla Rainbow. Siamo già dall'altra parte, Licciardello subito vede Costi libera e Costi non riesce a ripagare la fiducia della compagna. Beh, ancora palla Catane, vediamo Costi, Di Dio, bello qui, blocco dall'altra parte, entra proprio dove non c'è il blocco, Ivaniuk non se l'aspetta, 2 punti facili. Bravissima qua in questo caso Ivaniuk, un po' fermo sulle gambe, ripeto, Di Dio è la giocatrice più pericolosa e se lo dimostra in questa azione, ma sta giocando molto bene la Catane Basket, che quest'anno è nata da Silvia Gambino, di cui parleremo più tardi. Vai in cronaca. Sì, Ivaniuk, giusto per dire che Ivaniuk realizza la tripla, ancora la 44, comunque su tutti i canestri fra assist e marcatura, su tutti i canestri della Rainbow finora c'è la 44, c'è la firma della 44. Vediamo adesso Catane come risponde, Di Stefano, ancora la penetrazione, lo scarico per Costi, prova a rispondere subito a Ivaniuk, non ci riesce, quindi può ripartire la Rainbow. Vediamo ancora proprio Ivaniuk che alla fine si va a prendere questo fallo, gentile concessione dell'arbitro Patanè. Sì, fallo fischiato ad Alessia Di Dio e in questo caso direi buon fallo speso giustamente. Dicevi prima appunto, diciamo forse gli arbitri non li abbiamo detti, Patanè, Marinensi Patanè e Federico Catalano. In presentazione. Esatto, però non si sentiva probabilmente molto bene. Al tavolo. Ed eccola! On fire Ivaniuk! Altri 3 punti, sono 8 adesso, più un assist. Già in clima playoff l'Ucraina. Devastante. Vediamo adesso Catane come proverà a mettere una toppa, intanto procurandosi questo fallo. Licciardello continua a scaldarsi, lei in passato comunque ci ha sempre abituato a un buon tiro da 3, sì. Così come Spampinato che si sta riprendendo piano piano, ancora non è troppo in fiducia per prendersi più tiri come un tempo, però si vede che sta cambiando un pochettino l'andazzo. Sì, più che altro appunto come dici tu doveva riprendersi dopo l'infortunio muscolare che è tornato fuori per molto tempo quest'anno, e dall'altra parte Giuliana Licciardello anche lei ha tanto da riprendere in termini di fiducia, in termini di campo, e ha tantissimo spazio in questa società che è un po' sua. Vediamo altro tentativo sbagliato anche questo per Giuliana Licciardello, si rimane sul 10-4 Rainbow. Vediamo adesso Ivaniuk che cede la palla dentro, ancora fuori, scarico dentro, fuori, e poi c'è Semenchuk che prova la penetrazione, Spampinato è lì ad aspettare il tiro, step back, è troppo corto qui, alla fine lotta sotto canestro, sarà palla Catane.
qui mal giocata ancora la Rainbow, c'è qualcosa che non va da alcuni punti di vista, più che altro affrettare troppo il gioco, e quando non c'è Ivaniuk che dà il suo ritmo, qualcosa si va fuori giro. Qualcosa sì, non va, c'è un po' di Esatto. confusione. Vediamo invece come la Catania Basket ha intenzione di affrontare la difesa Rainbow, che è sempre più agguerrita, e infatti Spampinato riesce a procurarsi questo possesso in virtù della palla 2. Esattamente, con Stella Cardea che è la capitana, è stato uno scontro tra capitane, perché Stella Cardea è la capitana della Catania Basket, ha avuto meglio la freccia verso la Rainbow. È entrato Francesca Amico, sta entrando. Entra Amico proprio per Bosio. La palla però è sempre di Ivaniuk, vediamo subito, prova a battere Di Dio, però la 18 contiene la giocatrice della Rainbow. Vediamo adesso Spampinato cosa penserà, la passa a Semenchuk che prova un passaggio difficile ma che arriva a destinazione. Bello qui anche il passaggio di Ivaniuk, e Spampinato, saranno 2 tiri liberi per lei. Grandissimo assist di Ivaniuk che poteva essere concretizzato, ma a questo punto anche è stata una buona difesa della Catania, che ha concesso soltanto, tra virgolette, i tiri liberi a Gioia Spampinato. Vediamo questi 2 tiri liberi. Nel frattempo noto un movimento ai cambi. Sì, si prepara Chiara Sarcià, ex della partita. Diciamo che questa partita è piena di ex da entrambi i lati, tra cui appunto Sarcià, che aveva iniziato il campionato in maglia Catania e poi è passata alle cugine. Nel contesto catanese comunque ci sono sempre questi movimenti. Sì, esattamente. Cioè, possiamo fare tra virgolette alla femminina. Coach Gambino era la playmaker della Rainbow un po' di anni fa. Poi abbiamo Giuliana Ricciardello, Miley Costi, soltanto tra quelle in campo in questo momento, eccetera, eccetera. Eccetera. Non ci dilunghiamo troppo. Sarcià, Subito comunque una delle ex della partita, Sarcià, realizza 2 punti subito appena uscita dal box dei cambi. 12-4 adesso Rainbow, 4 e rotti da giocare alla fine del primo quarto. Vediamo Ricciardello che stavolta opta per la penetrazione, alza la palla a quanto basta per non ricevere la stoppata, però riceve il fallo, non riesce a segnare 2 punti. Saranno 2 tiri liberi adesso per lei. Giuliana Ricciardello, ricordiamola, una delle giocatrici catanesi fine in nazionale, la 97 ha fatto parte della serie Under 15 un bel po' di anni fa, ma era uno dei prospetti più interessanti della sua annata. Sì, intanto il primo va a segno, ce n'è un altro. 2 su 2 per Giuliana Ricciardello, subito rimessa, c'è il pressing però della Catania, affrontato tranquillamente. Comunque la giocatrice della Rainbow, non è stato un pressing troppo asfissiante. Vediamo adesso Sarcià che prova la penetrazione, lo scarico, alla fine Semenchuk, Spampinato aspetta una palla che però non arriva, ma c'è un tiro molto morbido qui di Semenchuk che finalizza. Davanti 2 avversarie, Semenchuk ci ha abituato anche a questo tipo di penetrazioni che vanno a finire al ferro, e va bene. Ci prova ancora Ricciardello, alla fine pasticcio delle giocatrici Rainbow, e la palla sarà ancora della Catania con 14 secondi al cronometro, dato la rimessa in attacco. Vediamo Cardea, adesso Di Dio, Ricciardello, ancora il tiro da 3, ci prova, niente da fare, prende ancora un po' le misure Ricciardello. Altro possesso Rainbow. Vediamo Spampinato che prova a organizzare le sue compagne. Rostowska, l'amico prova il taglio al centro, prende la palla, Rostowska ci va troppo vicino, un po' di confusione qui fra le due, e la palla viene recuperata da Di Stefano. Di Stefano che prova a fare tutto da sola, alla fine vede Costi fuori, Cardea, Ricciardello ci pensa ancora, prova però la penetrazione, ci poteva essere uno scarico, preferisce fare tutto da sola Ricciardello. Adesso ma non c'era, a mio avviso, hanno ragione gli arbitri. sì, troppo forzato qui. Semenchuk, Spampinato, Rostowska si libera bene della marcatura, poi però non riesce a concludere bene. Adesso rientrerà Ivaniuk che cercherà di dare ancora un po' di pressione sulla difesa, cercherà di dare un po' di pressione in questa difesa alla Catania Basket. C'è da dire in questo momento un po' di riorganizzazione necessaria da entrambi i lati.
Eccolo! Esattamente. Subito Ivaniuk tripla. E quanto siamo? È già in doppia cifra, quota 11 punti. 11 su 17 per Ivaniuk, che è stato anche un po' fuori. Qua Catane ci prova, alla fine né Di Dio né Di Stefano riescono a concretizzare questa azione. Allora Ivaniuk, ancora lei, che sta giocando veramente al massimo delle sue possibilità. Vediamo Rostowska, alla fine riesce a sbagliare e correggere. 2 punti per la 31, che appoggia bene da sotto, prima sbaglia poi corregge il suo stesso errore. Domina comunque il rimbalzo Rostowska. Sì, Rostowska ha una taglia, una stazza che le giocatrici della Catane si sognano la notte probabilmente, anche perché le lunghe sappiamo bene che sono Di Stefano, che questo sta giocando esterna, e Costi, che lunga di sicuro. C'è una tripla abbastanza strana, comunque la palla gira, però voluta fortemente dalla numero 4 Cardea. E adesso minuto, quindi ci fermiamo qualche secondo. Siamo tornati qui al secondo quarto. Lo riprende nel tifoso. Scusate, con sì. un santino veramente bellissimo. Forza ragazzi. Abbiamo notato, scusate, anche sbagliato il quarto proprio perché ero rimasto abbagliato anche da queste lucine. Esatto, bellissimo. Siamo ancora al primo quarto, mancano 1 minuto e 38, 19 Rainbow, 9 Catane Basket, palla comunque alla squadra di casa. Semenchuk, Ivaniuk, giro palla ancora Sarcia. Ivaniuk preferisce tornare da Sarcia, che non ci pensa 2 volte, tira, stavolta errore per la numero 30. Forse un'altra possibilità, preferisce comunque girare la palla. Bello qui il giro palla Rainbow, amico alla fine si procura un fallo. Stava anche per mettere questi 2 punti. Bel giro palla comunque la Rainbow. Bel giro palla, ma anche, come dicevo prima, la stazza di Rostowska al centro del pitturato trova benissimo Amico, che si era messa proprio alle spalle, un bel taglio backdoor. Giro palla ottimo e conferma la questione che dicevamo prima, ovvero la presenza di Ivaniuk in campo è decisamente positiva per le maglie bianche. Decisamente positiva, più 10. Adesso c'è un cambio per coach Gambino. Segnato da Amico. Nel frattempo segna anche un libero. Sta per entrare Valeria Dato col numero 20. Esce Chiara Di Stefano. Parentesi, Valeria Dato ha fatto il mini basket, se non erro, all'Olimpia Battiati, è figlia del coach Peppe Dato della Nuoto Catania. Lui è l'allenatore della Nuoto Catania di pallanuoto. Ecco, 4 info così anche sul mondo extracestistico, grazie a Roberto Quarterone, ringraziamo sempre per queste chicche. Vediamo adesso, rientra in campo Spampinato. Invece, a proposito di incroci e di ex, ho visto ora Marzia Ferlito che ha giocato una partita l'altra volta con la Catane, quasi 40 anni, infinita. Qua contropiede gestito in serenità, Spampinato ringrazia anche Ivaniuk che cede all'ultimo il passaggio per la compagna. Queste sono cose che fanno bene, bene al basket e alla Rainbow soprattutto. Comunque si creano anche queste situazioni. Nel frattempo Di Dio non gliene frega niente, decide di piazzare così una tripla quando manca meno di 1 minuto alla fine del primo quarto. 22-12 per la Rainbow, continua, vediamo l'azione, ancora Ivaniuk. Sarcia vede Spampinato sola, la tripla della 10.
il canestro sputa fuori questa palla. Ancora un po' per trovare la tripla per Spampinato. Ivaniuk sostiene la compagna perché aveva detto bene, la sua posizione, il suo movimento anche, quel movimento un po' quasi da andare a linea, non è uno step back ma è qualcosa di ibrido tra una tripla normale e uno step back. Spampi, non so ora, prima o poi ce lo... Spampi move. Spampi move. Era ben indirizzata, però appunto la palla andava a rimbalzare sul bordo del ferro e non è potuto entrare. Anzi Rostowska, come sempre, comunque ha preso un rimbalzo importante perché comunque le ragazze di Cogebbia sono ancora in attacco. Spampinato qui la riceve direttamente in faccia ma riesce a coordinarsi Rostowska, poi passaggio troppo basso per Amico e Spampinato qua commette un fallo. Fallo di irruenza. Fallo di irruenza, non si erano posizionate bene le giocatrici. Spampinato giustamente era messa male, fallo possesso. Catane, mancano 16 secondi, ancora 22-12 il punteggio sempre in favore della Rainbow. È piuttosto arrabbiato coach Gebbia. Eh sì, vediamo poi fra il primo e il secondo quarto cosa dirà alle sue giocatrici. Nel frattempo Licciardello 5 secondi sul cronometro, preferisce prendere il tiro, si arresta, però niente da fare, airball oltre il ferro. Si conclude così il primo quarto, 22-12 per la Rainbow. Direi cosa fondamentale prima di mettere muto che abbiamo una partita che non è così scontato. Siamo tornati per vivere insieme questo secondo quarto fra la Catane Basket e la Rainbow Viagrande. Al momento la Rainbow sta comunque giocando una ottima partita, 22-12, merito anche di una straordinaria Ivaniuk nel primo parziale di gioco, ed è proprio lei ad avere la palla del primo possesso di questo secondo quarto. Ruba qui bene la palla Catanzaro, che decide di andare lei fino in fondo. Uno di quegli impatti che direi devastanti, subito palla rubata e canestro. Vediamo adesso altra ex Catanzaro nonché figlia di Gianni che l'anno scorso allenava appunto la Rainbow di Serie B. Vediamo Spampinato adesso, preferisce allontanarsi un pochettino dal canestro. Ivaniuk invece aspetta il blocco, vuole fare anche lei il gioco che ha fatto di Dio al primo quarto e poi con una serie di finte riesce ad appoggiare, a liberarsi di ben due difensori e poi appoggiare bene al canestro. Altri 2 punti per Ivaniuk. 13 punti in meno di 11 minuti. In meno di 11 minuti. Qua altra palla semi rubata per Ivaniuk, che stava pure per segnare in malo modo cadendo a terra e forse ha sbattuto la testa. Però si rialza a posto.
però intanto in questa maniera Spampinato ha restituito l'assist di prima. Eh sì, niente, Ivaniuk una botta evidentemente molto lieve comunque per rialzarsi subito. Mi sembrava in un primo momento che stesse Sì, sembrava un po' male. Giustamente comunque la caduta, si è dovuta un secondo riassestare. Ed ecco il primo tiro libero realizzato proprio per Ivaniuk. Si sentono anche trombette. Secondo libero. Altri 2 punti, 15 punti su 26 della sua squadra per Ivaniuk. Vediamo adesso Costi, 1 contro 1 per Costi, poi si ferma Ivaniuk ancora, prova a rubare questa palla ma riesce Costi a riprenderla in tempo. Vediamo adesso ancora Catanzaro, Costi alla fine preferisce la penetrazione, Ivaniuk la ruba poi da dietro, altra palla rubata, altra azione. Ottima azione difensiva per la 44 che alla fine la cede a Semenchuk e poi non riesce a gestirla, stavolta è lei a perdere la palla. Qua un po' di confusione per le giocatrici della Catane Basket, vediamo Cardea, bello qui il passaggio, forse un po' lungo per Costi, ma c'è il tocco di piede e sarà rimessa Catane. Con cambi annessi, rientra la manna per Rostowska, rientra Diddio per Costi e rimessa proprio Catane, batterà Catanzaro. 2 notazioni veloci, la prima è Ivaniuk non è un ex della partita, non ha il dente avvelenato, è soltanto oggi in gran forma, invece Gambino Show ne parlerò dopo. Ne parleremo dopo, vediamo ancora qui il giro, stavolta stoppata subita da Cardillo. Ivaniuk continua, vede Spampinato che si mette bene da 3, stavolta preferisce evitare il tiro, ancora la manna Semenchuk, Ivaniuk bene qui la finta, l'appoggio troppo corto, stavolta il tiro di Ivaniuk e poi palla a 2 ma sarà palla Catane stavolta. Un altro cambio. Altro cambio, no, dicevo Gambino Show, in questo momento Silvia Gambino sta saltando, battendo le mani, buttandosi a terra, alzando le mani, è uno show in questo momento anche perché la partita la sente tantissimo, lei che è rientrata nel basket praticamente l'anno scorso facendo la preparatrice proprio della Catane, dopo tantissimi anni passati a Malta e moltissimi scudetti, è la giocatrice catanese più vincente di sempre. Ed è bene ribadirle queste cose. Grazie ancora Robby per questo excursus. Nel frattempo vediamo proprio la sua squadra che decide di attaccare qua un movimento scordinato difensivo di Bosio, col ginocchio finisce per prendere un po' la gamba dell'avversaria, sarà quindi ancora rimessa Catane in attacco e batterà Giuliana Licciardello. Diddio va a prendersi questo pallone, bene, qui la penetrazione è troppo forte, stavolta il tiro verso il tabellone che gliela rimanda contro. Adesso per la Rainbow Ivaniuk, Semenchuk, Spampinato, il tiro da 3, niente da fare ancora per la 10, non c'è redenzione per lei fuori la linea da 3 punti. Ancora no. Vediamo adesso Diddio. Ivaniuk era pronta, bello qui la finta di Diddio che ormai ha capito che Ivaniuk è sempre pronta a intercettare. Peccato però per Cardea che riesce a coordinarsi quel minimo ma non soltanto per segnare. Vediamo ancora Spampinato, stavolta preferisce buttarla dentro, la manna la butta un po' addosso a Bosio che non riesce a controllare e quindi sarà ancora palla Catane. Vediamo Cardea, altro giro palla, Cardillo, Diddio, ancora Cardea, c'è uno scambio, Licciardello va su, Diddio non riesce a trovarsi, mancano 3 secondi alla fine 24 e Licciardello riesce a prendere un fallo di Lamanna, anche lei troppo alta sulle gambe. Sì, un po' troppo statiche, buon giro palla, ma non si riesce poi a avvicinarsi al canestro, serve a poco perché i secondi scorrono, i 24 stanno per finire. Ancora rimessa per Licciardello, la prende ancora Diddio, marcata stretta da Semenchuk, vediamo adesso, prova la solita penetrazione, canestro non valido, fallo in attacco.
Assolutamente sì, condivisibilissima la chiamata di Catalano. Piccola notazione sempre particolare, fun fact della partita: Diddio e Amico hanno iniziato assieme a basket a Giarre con coach Gianni Di Bella, e con loro c'era anche Federica Compagnino che oggi è alla Rescifina. Me ne ricordo in un Join the Game un po' di anni fa a Leonardo Da Vinci che dominarono nella femminile. Alla fine 3 di loro sono rimaste nel basket ed è tanta roba nella femminile. Molto belli Join the Game, fra l'altro. Esatto. Partecipai anch'io, quindi Lacrimuccia, cose massimo era under 14 mi era pare. under 13 under 14. Lacrimuccia anche per me, che di solito era dall'altra parte insieme a Claudio Cosentino, Dario Luppino e Andrea Castorina a organizzare calendari e cose, sempre bello. Sì, sì. Ricordiamo con affetto il Join the Game. Semenchuk invece decide di tirare così e di realizzare questa tripla per il 29-14. C'è un minuto, torniamo fra poco. E rieccoci, secondo quarto, 5:53 da giocare, 29 Rainbow con un gran contributo di Vaniuk. Ricordiamo quanti punti al momento? Al momento Vaniuk 15 punti. 15 punti su tipo da 2 29. minuti. È fermo da 2 minuti, è già strano, guarda. Mentre Catane ferma a 14. Finora Diddio 7 punti, la migliore marcatrice della Catane. Punti. Sicuramente comunque si è anche vista. Licciardello deve ancora trovare un po' di confidenza al tiro e per il resto si ricomincia così con Catanzaro, perde palla, Spampinato lì sempre pronta, 2 punti importanti per Spampinato nel suo processo di reintegrazione nella squadra dopo l'infortunio. Finora 4 punti per lei, entrambi a 2, dunque deve ancora ritornare appunto ai consueti livelli. 31-14, adesso sarà una rimessa per Catane. Vediamo Cardea che porta palla, Ivaniuk sempre lì, prova a rubare la palla e stavolta però brava Cardea a far notare un po' il movimento difensivo non troppo corretto di Ivaniuk. Fallo. 2 falli in meno di 30 secondi. Eccoci qua, solito problema dici. Sì, che poi magari prestazioni fantastiche vengono poi limitate dai falli, entrambi sacrosanti. Sì, falli che uno potrebbe gestire un po' meglio, soprattutto in questo secondo quarto. Ora deve stare attenta perché al terzo sicuramente ci sarà la chiamata in panca come giusto che sia. Esatto. Nel frattempo palla persa qui dalla squadra ospite ed è proprio Ivaniuk ad avere l'ennesimo possesso in mano. Spampinato aspetta questa palla sola dall'altra parte, qui però Semenchuk si avvicina, Bosio è libera ma non riesce a passare bene la palla d'Amico. C'è Spampinato che comunque sta giocando una buona partita. Ivaniuk, ennesima tripla, è la terza in questa partita. 18 punti per Ivaniuk in poco meno di 16 minuti. Non solo, l'esultanza di Ivaniuk mi ha ricordato tantissimo Provenzani dell'Alfa di Palermo. Ha fatto che feci anche una parodia di quell'esultanza. Finì sui minors, non ce la dimentichiamo. Di quando c'era la Catania in Serie B, negli anni 80, quando era? Non ricordo neanche più.
l'Energy nell'amatori. L'Energy amatori. Grandi cose, grandi cose. Vediamo qua Semenchuk, altro tiro. Qua al limite Bosio effettivamente era un po' ferma. Secondo me era piazzata, però era un semplice contatto. Stefano si è andato a prendere bene il contatto, evidentemente comunque l'arbitro era molto vicino. Fra l'altro sono due liberi. Sono due liberi importantissimi per Di Stefano, diciamo appunto la pivot per quanto riguarda la Catania e Basket. Se mettiamo accanto a Semenchuk si vede che Semenchuk, che dovrebbe essere una play guardia, è più alta della pivot della Catania. Ricordo sempre per questione taglie un po' diverse. Parentesi, per quanto riguarda la Catania, squadra giovanissima, ne parlavamo prima con coach Gambino, oggi in campo, in panchina hanno due 2008 se non erro, una 2007 e una 2008. Ottimo, nel frattempo Di Stefano comunque un libero l'ha messo. Vediamo ancora il solito giro Semenchuk, Ivaniuk, spampinato ed è proprio lei adesso a gestire il possesso, vuole penetrare, troppo. Purtroppo non ho guardato bene, non ho capito neanche la parte del corpo. Credo la costola, una gomitata probabilmente, non ho capito bene. Quindi un contatto forte, non è caduta perché io no. stavo cercando di capire spampinato dove stava andando a finire l'azione. Sì. Comunque cambio repentino, Ghiaccio subito pronto per la capitana di questa squadra. Esatto, c'è il dottore Carmelo Licciardello che è medico appunto, che è andato subito a soccorrere la sua giocatrice, la sua capitana. Saranno due liberi fra l'altro per Spampinato, che ha trovato bene il contatto in un'azione che stava per finire in nulla di che, però è riuscito a trovare bene il contatto, quindi comunque un piccolo applauso per Spampinato che realizza anche un libero. 5 punti. Si rimette in movimento così. Esatto, 5 punti per lei, così come Semenchuk, ma ben lontana da Ivaniuk che oggi sta dominando. E oggi Ivaniuk partita a parte, vediamo Catanzaro, adesso ci prova anche lei col tiro da 3, errore, e Ivaniuk può ripartire. Guarda un po' le compagne, preferisce affidarsi a Spampinato, ancora Ivaniuk. Catanzaro marca bene, qui la marcatura è stretta. Vediamo Ivaniuk che adesso riesce a gestire il possesso. Spampinato, altro errore, ma c'è Bosio a correggere l'errore della compagna, a portare comunque 2 punti in sacca alla Rainbow. Altra Spampi move che non va a segno, però alla fine propizia questo canestro, e dunque sempre 2 punticini che continuano a incrementare il vantaggio. Più 22. Più 22, 37 Rainbow, 15 invece Catania Basket, 3-15 da giocare prima dell'intervallo lungo. Vediamo ancora Ivaniuk, la cede a Semenchuk che preferisce l'entrata, ancora Spampinato. Vediamo alla fine, la palla arriva comunque a Ivaniuk, che direi finalmente sbaglia perché è una partita incredibile. Esatto. Qui recupera Di Stefano che era ben piazzato in mezzo al pitturato. Eh sì, qua viene raddoppiata Di Stefano, riesce a passare abbastanza agilmente Catanzaro, poi riesce a segnare. Comunque 2 movimenti non scontati, quelli sia di Stefano per liberarsi del raddoppio, sia di Catanzaro che cade anche un po' tirando. La palla comunque entra, altri 2 punti per lei. Era un po' che non vedevo giocare Arianna Catanzaro, devo dire che è migliorata moltissimo nell'ultimo anno. Davvero una giocatrice che ha un tipo di fisico secondo me molto alto alla pallacanestro e che oggi sta facendo vedere delle cose abbastanza discrete. Vediamo adesso Spampinato ancora da 3, ci prova, niente da fare. Non riesce a capacitarsi anche lei, si gira verso le sue compagne, non entra, oggi non entra per Giulia Spampinato, così come per Giovanna Licciardello, anche se si è un po' arresa nell'ultimo con i tentativi di tiro da 3. Ma è stata anche in panchina abbastanza, mi pare. È stata anche in panchina, sì. In panchina. Vediamo Licciardello, adesso l'arresto e il tiro! Ti smentisce, è da 2 ma comunque ti smentisce. Da 2, ma mi smentisce. Bella azione, pulitissima. Bella. Assolutamente sì, dimostra la classe di cui parlavamo prima. Eh sì. La classe non è acqua, non so, però è giusto dirlo quando si parla di classe. Nel frattempo Spampinato prova ancora con un tiro un po' stanca qui la numero 10, che però torna subito in difesa, non se ne accorge Costi e riesce
a rubarla, così alla fine Bosio la cede a Semenchuk, 3 contro 1. Un po' sprecata questa azione, anche se le giocatrici della Catane stavano rientrando molto velocemente. Semenchuk alla fine prova a tirare, Ivaniuk prende questa palla in mezzo a 3, la cede ancora una volta alla sua capitana. Devo dire che sarà probabilmente l'assist più brutto della carriera di Ivaniuk, ma anche uno dei più efficaci, perché Sampiano alla fine si trova la palla da sola davanti all'anello, deve soltanto appoggiare al quadratino. Ed eccoli, 7 punti adesso per Spampinato, assistita molto bene in questa partita dalla compare Ivaniuk, che oltre a fare punti regala pure assist. In questo momento Ivaniuk comunque ha costruito, non dico tutti, però la maggior parte dei punti alla Rainbow. Già soltanto 18 più tutti i vari Più assist. tutti i vari assist. Le palle rubate anche. Partita decisamente importante quella di Ivaniuk di stasera. Oggi la generale è il nostro MVP finora almeno. Vediamo Semenchuk, meno di un minuto alla fine del secondo quarto. Bosio, bello qui l'arresto. 41-19 più 22, adesso il vantaggio inizia a incrementarsi in favore della Rainbow. Una parola da spendere su Bosio, che è arrivata al campionato già praticamente iniziato e poco a poco si ritagliava sempre più spazio, e oggi anche lei sta dando prova di grandi miglioramenti. Ciardello, eccola Bosio, e riesce anche a stoppare la numero 5. Per la prima volta non sono confermato in un'affermazione durante la partita. Tra l'altro solitamente queste azioni il fallo viene dato soprattutto per il modo in cui si abbassa il braccio, però l'arbitro era molto vicino, evidentemente è stata una palla pulita. Semenchuk dall'altra parte da 3, niente da fare, mancano 5 secondi, la manna, 2 punti, correzione, e quindi 43-19 si va all'intervallo con un discreto vantaggio della Rainbow. Questo è un vantaggio, ma la Catane comunque si conferma squadra assolutamente in partita. Ci vediamo fra poco.
Torniamo in diretta per Rainbow Catane. Durante l'intervallo vi ho fatto vedere un pochino di immagini delle ragazze dell'Under 13 del settore mini basket della formazione del Rainbow che hanno fatto le fotografie ufficiali dell'anno. Intanto noi riprendiamo adesso con il secondo tempo. Rainbow 43, Catane 19, con Rainbow in possesso di palla. Semenchuk, Ivaniuk che prova a ribaltare dall'altra parte per Spampinato. La palla viene toccata Di Stefano. Vai Alessandro. Siamo tornati per questo terzo quarto per vivercelo insieme a voi. Subito la Rainbow con le stesse protagoniste che ci hanno fatto divertire in questi due quarti. Adesso vediamo Costi subito a prendere questa palla per Di Dio. Vediamo Di Stefano, Licciardello, tenuta da Rostowska, ancora Costi, sfrutta il blocco, si trova davanti però Rostowska, quindi preferisce cedere la palla a Di Stefano, parabolone, scheggia il ferro e palla Spampinato che chiama subito lo schema. Vediamo il giro delle esterne, ormai lo definiamo così, tra Spampinato, Ivaniuk e Semenchuk. Vediamo la palla per Semenchuk, dentro per Rostowska, si gira, trova Spampinato, ci pensa, poteva essere uno dei suoi tiri, quelli da lontano, poi preferisce un tiro un po' più vicino, ma c'è Ivaniuk a recuperare la palla per la compagna e alla fine Rostowska col tiro da tre. Il tiro non ti aspetti Rostowska, che appunto non è una specialista, lo è invece Spampinato, ma Ivaniuk continua a confermarsi una giocatore dalle mille risorse, anche il rimbalzo offensivo. Qua il fallo probabilmente dato a Bosio, o forse Ivaniuk? Ivaniuk sì, terzo fallo per lei. Saranno due liberi per Di Dio. Io che si è un po' fermata nel secondo quarto. Però sempre altruista comunque, ha sempre dato palle interessanti per le compagne. Ha fatto girare le compagne, sì, esatto. Di Dio sì, segna il libero. 8 punti per lei. 46 Rainbow, 20 Catane. Ancora più 26, un margine piuttosto importante. Qua Spampinato, bella l'azione, peccato per la conclusione poco convinta. Qui la 10 al tiro, bene qua Di Stefano a eludere la difesa di Semenchuk, che poi Di Dio scheggia però il ferro, tocca il tabellone, niente da fare per la 18, si rimane col punteggio fermo 46-20. Siamo ancora in attacco per la Rainbow, qua c'è Spampinato dall'altra parte per Semenchuk, Rostowska chiama palla a gran voce, Semenchuk preferisce ritornare fuori e poi riprendersi la palla, il tiro che però non va, altra scheggiata di ferro, Rostowska seconda tripla di fila. Pensavo che la palla fosse andata fuori, infatti il mio tono era totalmente diverso rispetto a prima, invece Rostowska recupera palla dall'angolo, tira e segna una tripla, altra tripla. Quanti punti Rostowska? Sono già 8 per lei, ma a prescindere da questo sembra una situazione opposta rispetto a quella di Spampinato, che è entrato in un loop negativo, nel senso che non riesce a trovare la via del canestro come sa fare lei, mentre Rostowska al contrario si è gasata dopo quella tripla, se ne è presa un'altra e giustamente l'ha messa. Forse la Rainbow infonde anche questo comunque, perché l'assenza di Spampinato sono assenze di punti, dovevano essere così, però tutta la squadra comunque è sempre riuscita a gestire bene i possessi e non c'è neanche Katerincic per esempio oggi. Esatto. Un'altra portatrice di punti. Grande specialista da tre, anche lei un'ala che corre in contropiede. Però comunque gioca bene la Rainbow. Vediamo adesso Ivaniuk, Semenchuk, Rostowska si libera bene per il tiro. C'era un passaggio più semplice forse per Bosio, lo nota Spampinato. Rostowska ancora, rimbalzo in attacco per Bosio. Spampinato decide da lontanissimo, ferro. Altro errore di Spampinato che non riesce a trovare la via del canestro, soprattutto dei 3 punti. Esattamente, ora altro cambio, Bosio per Amico, interessante questo movimento di Rostowska in post basso, 2 volte preferisce passare invece che andare a tirare e magari beccarsi, non dico una stoppata ma un fallo, scelta tra virgolette opinabile, ma poi alla fine la buon per la Catane in questo caso. Vediamo adesso Di Stefano, Ivaniuk sempre in agguato, te la devi aspettare da tutti i lati Ivaniuk, incredibile, che giocatrice. Rostowska qua spintoni con bello il passaggio dietro la schiena per Amico,
Altro assist. Oggi sarà doppia di assist e di punti probabilmente. Probabilmente sì, anche perché i punti già in cassaforte nel primo quarto. I primi 7 minuti. I primi 7 minuti, qua buono anche per Spampinato, l'anticipo che ora si va a prendere il tiro. Bello! Bello! Grande Spampinato, azione. grande azione, prima il recupero in difesa, poi anche il tiro improbabile cadendo, però ha dato quella svirgolata giusta alla palla per segnare, prendersi il fallo, e adesso c'è un'altra occasione. Esatto. Ottima azione di Spampinato. Ottima azione di Spampinato, ma sempre in tandem con Ivaniu, che comunque entrambe le giocatrici in questo momento hanno fatto il massimo che potevano fare. Si butta addirittura a recuperare un pallone Che riesce a recuperare in fondo, l'arbitro era molto vicino. Esatto. Dice che l'ultimo tocco era una giocatrice della Catane Basket ed è proprio Spampinato a battere la rimessa. Si libera Ivaniuk, dall'altra parte Amico. Spampinato forse voleva subito il tiro da 3 della fiducia, preferisce poi ragionevolmente girarla. Ivaniuk se lo prende lei, anche qui brividi perché non era così lontana dal canestro. Ha chiesto un po' da se stessa però in questo caso. Vediamo Di Dio, adesso anche lei ci prova da 3, altro errore. Mi consente un momento negativissimo per la Catania, che ha fatto un punto negli ultimi 5 minuti e dunque va abbastanza male, c'è qualcosa da registrare e ora Di Dio mi smentirà. Vediamo l'arresto precoce di Di Dio per cederla alle compagne. Licciardello, Costi. Spampinato commette fallo. Si fa il segno della croce, probabilmente per non aggredire verbalmente l'arbitro. Eh sì, non era d'accordo con l'arbitro in questo caso Spampinato. Sarà comunque semplice rimessa per Licciardello, esce Costi nel frattempo. Va dato, lo devi rientrata dato. Vediamo ancora Licciardello, giro palla Catane. Era 4 piedi. Vediamo Di Stefano adesso, prende questi due tiri, scusate, questo fallo con 2 tiri liberi. Comunque mi ricordo chi è che dicevamo che sembrava un po' un animatore di quanto si animava, forse Coach Bianca? Può essere, sì. Diciamo che Silvia l'ha conosciuto bene, Coach Bianca, perché era la sua playmaker quando la Rainbow andava a fare gli spareggi, perse la finale contro Pescara, pareggiò in casa, mi pare, e perse i 10 in trasferta nel 2013. 2012-2013. Quella è la data. Squadrone quello della Rainbow in quel biennio in cui c'è un accordo col Priolo, vengono un po' di giocatrici da Priolo, gran bella squadra. Niente da fare per Di Stefano, intanto ai liberi non si sblocca, o comunque un tiro libero soltanto segnato in questo secondo quarto, nessun altro tentativo da 2 o da 3 è andato a buon fine per la Catane Basket, che rimane a quota 20. Qua la Manna si inserisce bene, prende una serie di falli, probabilmente uno giudicato poi falloso per la rimessa. 53 ha scelto e ha detto va bene, facciamo questo, chiamiamo questo fallo, decidiamo questo. Bellissima però comunque il sorriso poi di Giuliana Lamanna, la omonima di Ciardello, quando è stata rialzata dalla ex compagna di squadra. Spampinato stavolta non ci pensa troppo, ma niente da fare ancora, deve trovare la giusta alchimia con l'amico canestro che ai tempi non la deludeva quasi mai. Adesso poi altri 2 tiri che non prendono neanche il tabellone. Sì. Cardea, scusate, Di Stefano, qua il tiro non va al segno, può ripartire Spampinato, qua sta per perdere la palla a Catanzaro, non riesce a prenderla, ma ci riesce Di Stefano. Aggressive qui le giocatrici della Catania per recuperare questo pallone, e Licciardello prende anche un fallo, saranno 2 tiri liberi. Non stanno riuscendo a sbloccarsi dal punto di vista del punteggio, però in quanto a caparbietà continuano a mettere in campo tutto quello che possono nelle ragazze della Catane, ma c'è un gap ormai evidentissimo con la Rainbow Via Grande, che tuttavia... Quarto fallo ho visto comunque, si è Spampinato. Sì, onestamente non ho visto la segnalazione. No, era di Amico credo il fallo. Oh, l'ho visto da Spampinato. L'ho visto da Spampinato, sì. Spampinato intanto si va a sedere, entra Ivaniuk, quindi vediamo questo quarto fallo personale. Credo che sia di Spampinato a questo punto, sì. Ero convinto che fosse stato fischiato a Amico.
Ivaniuk comunque sì, un libero realizzato alla fine poi da Licciardello, amico. Nel frattempo segna 2 punti, 55 Rainbow, 21 Catane, 4 minuti a giocare in questo terzo quarto. Vediamo Catanzaro, adesso Ivaniuk immobile davanti a lei, Di Stefano fuori per Licciardello, anche lei non trova la tripla. Può ripartire quindi la Rainbow con il solito schema chiamato da Ivaniuk, che sta per perdere palla a un certo punto, poi riesce a ritornare in se stessa. Qua Sarciano riesce a controllare bene il pallone. Diciamo che partiva mai l'azione appunto con quella quasi accompagnata di Ivaniuk, che ha dato palla un po' troppo forte a Sarcia, che non riesce poi ad agganciare, si arrabbia abbastanza la guardia. Licciardello fuori per Dato, ancora Di Stefano, prova ad attaccare il canestro. Buono il tentativo qui, Semeciuk commette fallo, saranno 2 tiri liberi per lei. Nel frattempo Gambino dà indicazioni a Dato. Esatto, la abbraccia e la segue, anche perché Silvia è classe 86, è un'attrice abbastanza giovane per la categoria, ha preso il certificato FIBA tra le migliori allenatrici d'Europa, cosa che è una primizia per Catania, e sa bene come trattare con le giovani, con cui ha vinto appunto, se non erro, 3 scudetti a Malta. C'è nel frattempo un libero realizzato da Di Stefano, piano piano, punto a punto, arrivano a quota 22 in questo terzo quarto, solo 3 i punti, fra l'altro tutti dalla lunetta, segnati per la squadra di coach Gambino. Vediamo adesso Semeciuk, bello il taglio di Ivaniuk che irrompe nella difesa. 20 punti per Ivaniuk e innumerevoli assist per la 44, oggi gran partita. Poi ci sono nel frattempo i passi di Valeria Dato, e sarà una nuova palla, un nuovo possesso Rainbow, 2.52 da giocare. Che partita di Ivaniuk, comunque continuiamo a ripeterlo. Coach Gebbia fa giocare la Rainbow Via Grande in velocità, sempre si deve partire subito in contropiede non appena si recupera il pallone, e questa tattica paga, diciamo, il 70% delle volte, non sempre, ma in questo caso altro contropiede concluso a canestro da Ivaniuk, che si dimostra sempre più generale. Vediamo la Manna qua a combattere con la difesa della Catania, stavolta non viene dato il fallo. Fra l'altro furbizia sulla linea di fondo, la palla viene recuperata così dalla Catania Basket, che può ricominciare un'altra azione. Nel frattempo vediamo Di Dio che si siede al box dei cambi, segue le ultime indicazioni di coach Gambino prima di entrare. Qua un passaggio che non viene preso da Di Stefano, probabilmente c'è stata forse anche una spintarella, ma l'arbitro non giudica falloso. Di Stefano, tutto quello ciò. Catalano, pronto chiedendo il fallo di Con uno sguardo anche abbastanza sguardo della morte, non so come dirlo, sì, lo sguardo di biasimo, sì. Lo sguardo di biasimo è stato. Sguardo di biasimo. Vediamo ancora Ivaniuk, la Manna combatte, stavolta Catalano, l'arbitro decide di concedere il fallo alla Manna. Il fallo è di Licciardello ed è il terzo per lei. Sembrano di quei film animati con nemiche e amiche, Licciardello la Manna, cioè stanno andando di santa ragione sotto canestro, ma appunto erano compagni di squadra per tantissimi anni. Ivaniuk non si ferma più, 23 punti per lei, 23 punti, terza o quarta tripla, adesso non ricordo. Abbiamo perso il conto, abbiamo perso pure il conto. e poi andare in doppia cifra di thriller. Incredibile, partita devastante per la 44, che adesso ha ancora la palla. Altro attacco della Rainbow, che nel frattempo arriva a quota 60, 1.38 da giocare alla fine del terzo quarto. Ancora Ivaniuk ci pensa, stavolta preferisce entrare. Bello il passaggio per la Manna, che però spreca con la mancina. Poteva essere un altro assist per Ivaniuk. Bella qui l'ingresso di Dato e festeggia Coach Gambino, perché comunque per un'allenatrice anche questi piccoli segnali, giocatrici che magari meno esperienti, fanno piacere. Sono grandi soddisfazioni assolutamente per le allenatrici, vedere le giocatrici che escono dal settore giovanile e che poi in prima squadra incidono, Esatto. come in questo caso.
Vediamo adesso Di Dio che nel frattempo preferisce la penetrazione al tiro, stavolta però viene fermata in tempo e allora dall'altra parte già c'è Sarcià, ma è sola in mezzo a maglie nere, preferisce comunque concludere. Scelta discutibile questa di Sarcià. Sì, un po' troppo distante, fermano troppo presto il palleggio probabilmente per un terzo tempo velleitario. Catanzaro qui non passa bene la palla a Licciardello, Semenchuk è più veloce di lei, lotta fra numero 5, la vince Semenchuk, non del tutto, però comunque si prende questi due tiri liberi quando mancano 26 secondi, quindi ci sarà più di un'azione a questo punto. Problemi per coach Gambino perché Licciardello era al quarto fallo, non so se esaurisce il bonus, ma appunto una delle sue giocatrici di punta è al quarto personale. Prossimo dovrà sedersi in panchina. Sì. Spampinato invece già in panchina per sostituirla. In vista del quarto quarto, sì, c'è Di Stefano pronta. Vediamo Semenchuk che realizza il primo, anche il secondo, e quindi possibilità di cambio, esce proprio Licciardello. Esatto. Così come la profezia disse. In questo caso sì, azzeccata. In questo caso adesso 7 punti per Semenchuk. È obbligatorio il cambio più o meno di omologhe. Qua Di Dio prova a fare un'azione rapida, veloce, 2 punti cercati, non trovati. E quindi l'ultima azione nelle mani di Ivaniuk, quantomeno della Rainbow Viagrande. Vediamo ancora Ivaniuk, non perde la palla, mancano 7 secondi, vuole lei il tiro della fine del terzo quarto, alla fine però scarica bene per Amico. Altra azione gestita bene da Ivaniuk, perché lì dici vabbè ormai il tiro se lo prende anche tutta storta, male, e invece lucida, passa la palla ad Amico, segna, e quindi altri 2 punti per la Rainbow. Altri 2 punti per la Rainbow che chiude benissimo questo secondo quarto, questo terzo quarto, in cui ha preso un vantaggio di praticamente 41 punti, che è esagerato. E ci vediamo comunque per dopo. Sì, l'unica cosa volevo dire, terzo quarto, unico messo dal campo per la Catania Basket di Dato, l'unico messo dal campo. E rieccoci ancora insieme, ancora Rainbow Viagrande, Catania Basket, che si è conclusa al 64 in favore della squadra di casa, 24 per la squadra ospite alla fine di questo terzo quarto, e siamo pronti per inoltrarci in questo ultimo quarto, ultima frazione di gara, in cui avremo tanti spunti interessanti, perché sicuramente le allenatrici inizieranno, l'allenatore e l'allenatrice inizieranno a far entrare le ragazze che non giocano meno finora, tra cui aspettiamo Giacobbe sicuramente, probabilmente anche il Gazzè e Scalia della Rainbow. Vediamo un
intanto ancora è rientrato a Spampinato, giustamente, con 4 falli, però ancora un quarto da giocare. Vediamo, bella qui l'azione, molto semplice, una serie di passaggi che alla fine arrivano al canestro di Sarcià. Subito 2 punti per la Rainbow. Dall'altra parte di Dio un po' più complicato il tiro in solitaria. Gambino comunque applaude, sprona le sue giocatrici. Vediamo Ivaniuk, il taglio, si prende questa palla sola da 3. Ivaniuk, troppo bello per essere vero, infatti ogni tanto sbaglia anche lei. Ogni tanto è umana. Vediamo adesso la penetrazione, lo scarico per Amico, ancora Sarcià. Amico prende un altro rimbalzo, stavolta però la passa direttamente a Diddio. Quinto fallo di Spampinato antisportivo. Subito, fra l'altro, si scusa subito, ovviamente Diddio sa che non c'era malizia. Non c'era cattiveria in questo. No, è il terzo fallo di Spampinato. Ah, e allora abbiamo sbagliato prima. Era qualcosa. di Amico il quarto fallo probabilmente. Infatti non mi quadrava questa segnalazione di prima. Fa niente. Vabbè, è andata così. Comunque escono Amico e Sarcià, rientrano Bosio e Semenchuk per ristabilire la dinastia. La manna in campo, Rostowska continua ancora un po' più di tempo in panchina per questa partita. Vengono 2 tiri liberi senza rimbalzo proprio in virtù dell'antisportivo fischiato a Giulia Spampinato. Il primo di Dio non va, neanche il secondo, però sarà comunque rimesso in attacco per la Catania Basket. 14 secondi per Fermasteni in maglia nera rossa azzurra e adesso sarà importante, penso, per coach Gambino cercare di vedere le cose buone viste nel primo tempo, numero 1 e numero 2, magari provare qualcos'altro, qualcosa di nuovo, anche se il campionato per la Catania è praticamente finito perché c'è l'ultima partita e poi hanno concluso, mentre poi si andrà avanti con i playoff soltanto per le prime 4. Abbiamo messo Cardea di Dio, Catanzaro da 3, ci prova Steng, altro ferro della partita, stavolta di Catanzaro che ci prova ancora, stavolta non viene fischiato neanche il fallo e quindi riparte con calma. Spampinato già dall'altra parte fa sistemare le sue compagne. Vediamo adesso Semenchuk, si libera la manna che chiede la palla, preferisce cederla fuori, riprendersela adesso. Spampinato fuori da 3, tiro un po' più difficile degli altri, in movimento, non va a buon fine. Ragazzi, questa è una clip da 24 secondi, c'è solo una serie di tocchi e ritocchi. Ferro, ancora Spampinato, non trova la via, tanti tentativi di questa partita, niente da fare per zero su vari tentativi. Deve ritrovare la chimica, l'abbiamo già ribadito. Cardea qua con una spinta in più non riesce però ad arrivare al canestro, o quantomeno a realizzare il canestro. Ivaniuk qua lancia la palla verso Spampinato che prova a gestire meglio. Adesso Ivaniuk vede Bosio che si libera bene, passaggio un po' scialbo quello di Bosio, intercettata bene di Stefano, che poi alla fine riesce anche a recuperare palla. Angelo Patani avrebbe detto telefonato questo passaggio. C'è da dire che in quasi 3 minuti di gioco ancora non hanno segnato le due squadre, se non erro. Mi pare che non abbiano segnato le due squadre. Sarcià all'inizio. Sì. Solo Sarcià. Sì, una bella azione, la prima, Esatto, l'unica azione bella che c'è Sì, stata, sì. tranquilla, organizzata. Esatto, Poi un po' di confusione, si hanno portato a poche marcature. Ovviamente parliamo e subito arriva la tripla. L'ho fatto perdere un po' di pepe. Dice, non un canestro da 2, una tripla così subito a squarciare quello che abbiamo appena detto. Ma ci sta. Sì, alla fine ci sta, di Dio è quella che realizza per la Catania Basket 66-27 alla soglia dei 40 punti di differenza. Vediamo Di Stefano adesso, buono l'appoggio di Di Stefano, sono 5 punti in pochi secondi per la Catania Basket che comunque Stefano non vuole mollare fino alla fine. Di Stefano solo i 3 punti, ma tantissimo lavoro sporco per lei. Eh sì, l'abbiamo vista in praticamente tutte le parti del campo, difesa, attacco, sempre
pronto a dare una mano alle compagne, spampinato, altro errore. Ivaniuk le dice basta così per oggi. Le ha dato tante occasioni. Ivaniuk ha detto eso basta, oggi non va. Le ha detto spasiva priviet, grazie, arrivederci. Sarà per la prossima. Nel frattempo continua a organizzare la 44 anche in difesa. Vediamo adesso l'assetto difensivo della Rainbow. Sempre Ivaniuk su Didio. Qua spampinato, bello il recupero. Ancora lei si trova troppo sola, però cede la palla a Ivaniuk. Ottimo il recupero di Giulia Spampinato. Preferisce adesso passarla sotto A Giacobbe. proprio per Giacobbe, diciamo una di quelle che sarebbe potuta entrare, ed è entrata. Ivaniuk stavolta se la prende lei, la tripla, errore anche per lei. Vediamo adesso, bella l'entrata di Semenchuk. Ivaniuk la vede comunque la maggior parte delle sue compagne. Gran giocatrice Ivaniuk. Diciamo che Ivaniuk ha un radar incorporato che le consente di vedere tutte le compagne dovunque esse siano in questo momento. Buon rimbalzo di Giacobbe, che comunque quando viene chiamata in campo, anche dopo 30 minuti di panchina tra virgolette al freddo, anche se oggi non c'è freddo, Lei c'è. Spampinato, altro rimbalzo. Aspetta Ivaniuk che prova a organizzare un po' meglio. Cede la palla adesso a Spampinato. Vorrebbe il blocco, Giacobbe glielo porta subito. Alla fine Spampinato preferisce un tiro improbabile. Sono andato a vedere perché ha sbattuto contro la Trenzenna praticamente. Sì, fortunatamente più telone, ma comunque caduta volontaria la sua, anche se è lasciato un po' andare. Ivaniuk A little stop. Ribadisce di calmarsi un po'. Esatto, noi ci fermiamo per un time out. Riparte la gara, quasi 5 minuti alla fine della partita, 68 Rainbow, 29 Catane Basket. Ancora l'attacco di Dio, adesso la palla arriva a Dato che però si incestrica un pochettino con i piedi, voleva andare a sinistra, poi se n'è pentita, quindi infrazione di passi. Non è neanche facile giocare davanti a un palazzetto pieno, per chi appunto non è abituato ad avere tanta gente che viene nelle partite. Sì, un po' di emozione ci può anche stare. Vediamo adesso Ivaniuk, ancora Amico, ci prova da 3, errore anche di Amico e Di Stefano, può partire, ma Ivaniuk, ancora Ivaniuk, Wow. fa tutto lei, insomma, prende, salva, stop, fa tutto la 44. Adesso Spampinato prova a gestire questo pallone cercando di non cedere alla tentazione. Esatto. Vediamo ancora Ivaniuk, lei prova l'1 contro 1, Spampinato, era troppo bello per non prenderselo, però decide di cedere la palla a Semenchuk, poi la palla tocca il ferro, quindi comunque non scadono effettivamente i 24. Esatto.
un po' di confusione quella, ma alla fine la palla è Catane. Bello qui, abbastanza sciallo il palleggio di Catanzaro, che poi però si blocca nel tentativo di passare la palla alla compagna di squadra. Scusate, vediamo ancora Ivaniuk, Giacobbe, qua forse passi, non fischiare. c'è stato un giro, esatto. Semenchuk, niente da fare, ci prova ancora Giacobbe a prendere questo canestro e alla fine con prepotenza se lo prende dopo il rimbalzo, l'errore, il rimbalzo, alla fine arriva il canestro anche per il suo spazio, per il numero 15. Esatto, si è preso il suo spazio, si è proprio creata lo spazio del canestro e comunque la stessa fisica sempre fa la differenza. Aiuta sicuramente. 70-29 adesso per la Rainbow. Dato, non ci pensa due volte, la stava sparando in faccia, proprio a spampinato. Sarebbe stato un colpo troppo forte, forse nell'orgoglio Troppo basso della numero 10. Quindi Dio su Ivaniuk, che difesa. Eh sì, comunque continua a difendere ancora forte, mancano meno di 3 minuti alla fine della partita. Semenchuk che preferisce scaricare il suo amico. Bello qui il gancetto di Amico per il 72-29. Amico rientrata anche lei dopo un lunghissimo infortunio, ormai assolutamente in palla e sta dando il cambio che serve a Rostowska. Ancora Dato, si prende un po' di spazio, poi preferisce cederla a Miley Costi. Vediamo ancora Costi, palleggio un po' alto, qui stava per perdere palla, ci pensa Di Dio però a recuperare, manca un secondo. Catanzaro non riesce a gestire questo pallone. Ci sono un po' di cambi, rientra Sarcià, esce la 44, applausi per Ivaniuk. Cosa c'è un'aperta, giustamente. Mentre l'altra parte entra per la prima volta Giorgia Musumeci, numero 11. Sì, neo ingresso per lei, per la Catane Basket. Vediamo ancora invece la Rainbow, 2 minuti alla fine comunque della partita. Bello quel passaggio per Semenchuk che alla fine lascia a terra anche Dato e poi Amico in scioltezza. 11 punti, doppia cifra sfondata anche per Amico. Di Dio qua prova un crossover, alla fine Semenchuk rimane abbastanza stabile. Dato, arresto, tiro e qua manca poco. Mancava un po' di parabola la conclusione. Però comunque si è preso ai suoi tiri le sue responsabilità. Coach Gambino sarà orgogliosa, come abbiamo detto in precedenza. Giacobbe qua prova anche il tiro più o meno alla linea del tiro libero, non va. 1 minuto e 15 adesso da giocare. Di Dio prova un altro tentativo di penetrazione. Sembra un po' stranca slash frustrata in questo sì, giustamente comunque dopo tutta la partita alla fine la Catane rimane al momento a 29 punti segnati. C'è anche uno sforzo non ripagato dai punti del Sì, campo. ci sono stati comunque vari tentativi che potevano essere trasformati. Qua l'ennesimo canestro della Rainbow, stavolta Semenchuk. Ci fermiamo per l'ultimo minuto. Sì. Riprendiamo per questi ultimi istanti di partita. Si rivede anche Licciardello, 50 secondi da giocare.
Di Dio comunque attacca forte il canestro. Vediamo Licciardello adesso, la penetrazione, si prende questi 2 tiri liberi. Tiri liberi che cercheranno appunto di scavallare quota 30, che almeno premierà, ripeto, lo sforzo del secondo tempo, che non è stato fortunato, ripagato come quello del primo. Comunque c'è anche Superman in tribuna, ho appena visto. Uno dei bimbi del mini basket della Rainbow. Lo vedo anche io, si vede anche in camera. Esatto. Ed ecco il 2 su 2 per Licciardello, 31 i punti segnati appunto dalla Catania Basket, 7 punti personali di Giovanni Licciardello. Invece la Rainbow viaggia a 76 punti, quota 76, Spampinato qua cadendo, passa la palla, quindi sarà proprio rimessa. Sì. Bonus assolutamente lontanissimo, perché ancora erano a 0 falli, ragazzi della Catania Basket. Siamo molto lontani dai bonus. 29 secondi, più di un'azione, anzi no, 14 secondi a disposizione proprio per la Rainbow. Bello qua il passaggio di Semeciuk, Giacobbe lasciata troppo sola. Solissima, è stato un primo tempo, non un terzo tempo. Ancora dato, vediamo l'azione, prova a liberarsi di Dio, alla fine scarico su Licciardello. Licciardello vuole qua passare appunto a Musumeci che tira da 3, però viene intercettato da Giacobbe, troppo alta per lei, la marcatura sicuramente non idonea a questo tiro da 3. 9 secondi, 78-31. Credo non si fermano. Più. No, stanno continuando a giocare. Passano dal campo. Si ferma Spampinato, si ferma la Rainbow, altra vittoria. 78 Rainbow, 31 Catania Basket. Commentino prima dell'intervista. Commentino prima dell'intervista, primo tempo sicuramente partita abbastanza equilibrata, con la Rainbow che doveva cercare di trovare il canestro con più decisione, mentre la Catania stava giocando come doveva giocare, ovvero difendendo e andando al ferro. Secondo tempo totalmente di marca Rainbow con unica protagonista, ovvero Jaroslava Ivaniu. Ci vediamo adesso fra pochissimo per le interviste alle protagoniste di questa gara. Ok, siamo qui nel post partita con coach Silvia Gambino e Silvia. Primo tempo veramente molto bene, secondo tempo siete un po' scomparsi dal campo, che è successo? Sempre la solita storia della continuità, abbiamo picchi alti e poi ci buttiamo giù,
le rotazioni comunque sono cortine, nel senso ho fatto giocare comunque tanto anche qualche più piccolina. Ma guarda, qualche spunto positivo lo posso prendere da oggi, sempre in visione dell'anno prossimo. Esatto. Questo Valeriuccia dato, è piccolissimo. Che ha fatto il terzo quarto, l'unica segno dal campo, è stata lei. Sì, no, bravissima. Ho avuto purtroppo dei blackout. Blackout, ok. No, pensavo bloccati, No, magari lo facessi. No, dei blackout che soprattutto alcune giocatrici più importanti che non hanno saputo sfruttare le migliori occasioni in campo. Mi hanno penalizzato. Sina, per l'anno prossimo cosa ripartirai con la Catania? Come ripartirò? Cosa ripartirai? Non mi fermo, penso che non mi fermo, quindi continuo questo percorso che sto facendo. Sicuramente inserirò molte più piccoline per dare continuità nei prossimi anni, perché alla fine domani tante di queste ragazze metteranno al primo posto il lavoro, senza dubbio, e le perderò. Di conseguenza devo lavorare più sulla mentalità della passione di continuare questo gioco che è meraviglioso alla fine. Grazie mille Silvia. Allora, coach di Nigebbia, partita che nel primo tempo è stata molto equilibrata, nel secondo tempo avete preso il volo con un Ivaniuk oggi immarcabile. Al di là del primo e del secondo tempo devo dire che è stata una brutta partita da parte nostra, nel senso che non c'è stata la giusta interpretazione. Siamo stati sempre in ritardo in difesa, l'intensità del gioco non è quello che dobbiamo esprimere e soprattutto la qualità dei passaggi. Quindi in vista dei playoff c'è molto da cambiare a questo punto, anche se manca soltanto una partita. Ma Di testa delle giocatrici, non lo so. l'atteggiamento mentale deve essere sicuramente di diversa intensità, di diverso livello e poi tutto il resto di conseguenza. Oggi anche Spampiano non riuscì a trovare la via della tripla che ha cercato ardentemente per tutta la partita. Sai, questo può succedere, l'errore nel tiro ci sta, il problema è che poi magari sbagliamo e poi subiamo il contropiede, quello non ci sta. Invece Caterincic, che oggi hanno giocato, Ha un risentimento muscolare al ginocchio e quindi precauzionalmente l'abbiamo tenuto a riposo. Ok, ultima partita prima dei playoff. Diciamo che questa di Ragusa, la prossima, sarà un'altra partita per prepararci al meglio per i playoff. Perfetto. Chi non vuoi incontrare? Se devi andare avanti devi vincere, quindi incontri Palermo Gonzaga prima e Stella dopo o Brescica prima e San Matteo dopo, cambia poco. Va benissimo, grazie coach. Vediamo Gina Lamanna. Giuliana Lamanna, rientrata davanti al suo pubblico. Giuliana, che emozione hai provato oggi? Allora, è un'emozione bellissima perché come vedete c'è un palazzetto pieno e vedo tantissimi bimbi che ci seguono, che sono venuti a salutarci con cartelloni, è una cosa bellissima, veramente. Questo vuol dire avere la propria casa ed è spettacolare. Sono contenta perché, come sai, è una vita che gioco in Rainbow, non abbiamo mai avuto un palazzetto nostro e è bellissimo, veramente emozionante, infatti ne parlavo poco fa con Tania, voglio seguirli, sono fantastici. Ok, oggi partiamo contro tantissime amiche nemiche oggi. Amiche, c'è un grande rapporto di amicizia tra me e le ragazze, Miley, Giuliana, abbiamo giocato assieme l'anno scorso e niente, fa strano ritrovarsi in campo con la maglia diversa, però
lo sport è così. Ci sta. Coach De Gebbi oggi non era molto soddisfatto della vostra prestazione, tu come l'hai vista? Io credo che non sia andata malissimo, sicuramente non siamo riusciti sempre a tenere la concentrazione alta, che era quello, diciamo, che ci siamo dette prima della partita. Possiamo ancora fare tanto e c'è la voglia di fare, è un gruppo molto giovane e spesso magari perdiamo un po' la testa. C'è tanto ancora da lavorare, abbiamo quest'ultima partita per cercare di ingranare un po' di più e poi ci aspettano i playoff, che come sappiamo è un'altra parte di campionato a sé, non ha senso neanche più guardare la classifica. Grazie Giuliana, ottima intervista, grazie. Chiudiamo il giro di interviste con il presidente Carlo Ricciardello. Presidente, l'ultima partita in casa della stagione regolare davanti a un palazzetto pieno, come l'hai vista? Senti, brave tutte le ragazze, brave lo staff, brave l'allenatore, bravo tutto lo staff dirigenziale. Sono ragazze che raccolgono i frutti di un anno veramente di grande lavoro, perché hanno dato sotto, anche sotto le feste si sono allenate, l'allenatore è veramente molto duro nell'allenamento, per cui oggi si raccolgono i frutti, non fiori ma frutti. Ora seconda fase, i playoff, fondamentale, cosa dal suo punto di vista? Cosa si aspetta dalle ragazze? Penso che abbiamo una squadra molto forte, io non conosco diciamo, la squadra, la forza delle altre squadre, parliamo del nord, playoff andiamo per quando riguarda i playoff qua, perché arriva prima, scusate, quella ce la giochiamo alla grande, perché le squadre sono forti. A nord non so cosa andiamo a trovare, però la squadra, le ragazze sono molto forti, si vede che sono molto allenate e le vorrei abbracciare tutte con un abbraccio, con questo mio le abbraccio tutti e abbraccio tutti quelli che hanno dato per la squadra. Grazie mille Presidente, buona serata. Grazie e in bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo. Alessandro, chiudiamo la diretta. Salutiamo coach Davide Caltabiano. Grazie. Vi salutiamo anche a voi che ci avete seguito per tutto questo tempo. Sì, per tutto questo tempo. Harry Potter, anche voi che avete seguito Harry tutto il tempo. Salutiamo Dario Luppino. Ufficiale di campo, così a caso. Va bene, vi ringraziamo, grazie Romano, vi ringraziamo per averci seguito, ci vedremo prossimamente sicuramente con il Gravino, ora vediamo la Rainbow, un po' la situa. Esatto, per il playoff. Sì. Quindi una buona serata, grazie ancora. Grazie mille.